Ci troviamo oggi a Cologna Veneta, a cavallo tra le province di Vicenza e Verona, per raccontarvi una dolce storia. Parliamo infatti del mandorlato, un dolce tipico di quest'area, nato dalla combinazione di pochi ingredienti e diventato ormai parte integrante della tradizione natalizia. La sua origine si perde nella notte dei tempi, ma le cronache lo danno già conosciuto ed apprezzato durante la Serenissima Repubblica. Quindi un prodotto che oggi rappresenta un pezzo importante per l'economia di quest'area ed infatti una fiera cittadina lo celebra ogni anno in dicembre durante la solennità dell'Immacolata Concezione. Torniamo ora al nostro mandorlato e per scoprirne i segreti della preparazione ci siamo intrufolati in uno degli storici laboratori dove la manualità ci riconduce al modo artigianale con cui si produce ancora questo dolce. Siamo ospiti di Dino Garzotto e insieme a lui ripercorriamo la ricetta del mandorlato, fatta di ingredienti semplici come le mandorle, il miele, lo zucchero e l'albume d'uovo, ma sono i dosaggi e l'inserimento di questi ingredienti nel calderone e la relativa cottura a fare la differenza.